Ad Adria, città delle meraviglie, è sempre bello scoprire qualche particolare inaspettato camminando per le vie del centro. Con la professoressa Roberta Marcolongo, esperta di storia locale, mi immergerò oggi nel magnifico mondo delle Ville Liberty. Questa è la via Umberto Maddalena e come puoi vedere in fondo c'è la stazione dei treni. È una via interessante, si è sviluppata circa un secolo fa, da quando questo territorio, prima rurale, è stato acquisito dal comune e qui è sorto un nuovo quartiere. Un quartiere interessante perché se ci guardiamo attorno possiamo vedere delle architetture davvero pregevoli, delle quali anche ad Adria poi ne troviamo altre realtà. Molto bello qui, anche molto tranquillo. Ma quindi prima non era così? E prima non era così, nel 1876 arriva la ferrovia ad Adria, poi si sviluppa la stazione e quindi si collega il sito nevralgico del flusso turistico ferroviario con il centro di Adria. Abbiamo appena lasciato alle nostre spalle Villa Tretti e la zona Castello e guardiamoci ancora attorno, vediamo davvero delle novità interessanti. Perché è così importante? Guarda, qui abbiamo un esempio davvero particolare di architettura in stile Liberty. E il Liberty è quel movimento artistico e filosofico che si sviluppò in Italia, ma anche in Europa, prendendo diversi nomi, perché nasce in Francia come Art Nouveau, ma diventa modernismo in Spagna e stile Liberty o floreale in Italia. È un contesto artistico che riprende gli elementi naturali, le linee sinuose, gli elementi floreali e questi elementi vengono riproposti sia nell'architettura che nelle arti decorative. Ecco, vediamo qui davvero un bel esempio di un villino Liberty di proprietà all'origine di Pietro Baseggio e della moglie Zoe Pregnolato, che gestiva qui vicino un autonoleggio, e vediamo proprio l'impronta architettonica classica con base quadrangolare, la torretta come puoi vedere e poi tutte queste decorazioni che rendono davvero eccezionale la facciata di questa villa con questi rilievi floreali, le semicolonne e anche tutti gli elementi in ferro battuto. Questo è un bel volume realizzato dagli studenti del liceo Bucchi Galilei che si sono impegnati in un progetto di indagine dello stile Liberty di Adria. Questo capitolo vediamo proprio il villino Liberty Baseggio Radici con gli esterni e quindi anche gli interni davvero particolari, così si vede e si evince anche l'ambiente com'è oggi. E adesso andiamo a vedere altri esempi che ritroviamo lungo questo viale. Qui abbiamo altri due esempi dello stile Liberty, Villa Tretti alle nostre spalle, edificata sempre ad inizio Novecento, mentre dall'altra parte villa del dottor Carlo Salvagnini, che è stato anche sindaco di Adria a inizio Novecento e che ha chiesto all'architetto Giambattista Scarpari di realizzare la sua dimora. Tra l'altro, Giambattista Scarpari è un architetto davvero interessante che ha fatto la storia dell'architettura di Adria, quindi molte ville che vediamo nella città sono prodotte dalla sua mano e dai suoi disegni. Così di questo patrimonio artistico che troviamo nell'architettura adriese, che è lo stile Liberty, abbiamo visto alcuni esempi in questo tratto, in questo luogo, che è un luogo alternativo per conoscere la città di Adria.
questi 6 episodi abbiamo scoperto una città incredibile, ricca di storia e fascino, che ci ha rapiti al primo sguardo e continua a sorprenderci ad ogni visita. Il nostro viaggio ad Adria, città delle meraviglie, continua.